Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica che barba, il 24 di ottobre, ben ritrovati. E di nuovo domenica. La scorsa settimana abbiamo slittato sul lunedì che coincideva con le chiusure dei ballottaggi nelle grandi città, che non ha avuto forse un grande eco, anche perché non gliene frega niente a nessuno obiettivamente. Oggi abbiamo una mise rinnovata delle piastrelle bianche economiche che hanno ricoperto questa parete almeno 15 anni fa, ma intanto bagniamo e spiegheremo il motivo di questo nuovo assetto di restyling del bagno, mentre andremo a preparare una rasatura domenicale italiana. Abbiamo dei cenni alla politica, i partiti, mentre il proraso bianco solito va a prepararci in una stesura, forse utile, inutile, qualcuno ha già dibattuto sull'utilità dei prebarba, ma i prebarba servono a preparare la puntata visual mentre accendiamo una luce che non fa mai male, anche quella del soffitto, servono a ragionare su quel che si deve dire. Qua vedete un'immagine di Marco Pannella col toscano e Massimo Bordin, e vi spiegherò perché. Pannella c'è scritto in questo articolo uscito ieri sul Foglio che spesso faceva i suoi discorsi a braccio, cioè spesso vuol dire non sempre, quindi quando sentite parlare i politici sappiate che loro ghostwriter hanno preparato il discorso, spesso lo leggono, quindi insomma tutto un po' più facile che improvvisare davanti a una telecamera mentre si prepara la rasatura è molto più facile, perché non ci si impegna con le proprie dichiarazioni, perché non si ricoprono ruoli istituzionali, quindi lascia la mente libera. Mentre Marco Cappato sta leggendo la Radio Radicale, che in DAB è scomparso il segnale, in DAB è scomparso come segnale, è tornato in analogico, stampa e regime di questa domenica luminosa, tempo meraviglioso, mare piatto cristallino trasparente, da invidiare alcuni scenari felliniani non adriatici, perché il Tirreno regala fondali migliori, anche se non sono quelli sardi decantati da molti cantori dell'isola dei nuraghi, ma insomma certamente una passeggiata a breve verrà in attesa dello spezzatino, forse con polenta, nonostante le temperature non giustifichino questi accompagnamenti da Maso Trentino, ma insomma andiamo avanti, cerchiamo di non perderci, e per non perderci diamo un'illustrazione anche per chi mi segue, per i ferrazzi che uso per la mia barba domenicale. Quindi se italiana è semplice, oggi andrà con un rasoio nero, un total black, lo vedete in tinta, non ci sono dei condizionamenti legati a un revanchismo di destra, perché poi tutti sono pronti a dire ecco il rasoio nero, la maglia nera, in realtà non è così. Questo Wilkinson Classic è un grande plasticone arricchito da un interno in metallo per dargli dignità di peso, bilanciamento e operatività. I pezzi sono due, tutti in plastica, voi vedete. Ovviamente i problemi di questi rasoi sono i depositi del calcare in acque particolarmente pesanti che non riuscirete mai a ripulire, quindi ne fanno un rasoio un po' meno bello, in realtà molto utile se dovete, non so, presentarvi all'uscita di una tangenziale oggi perché vi stanno aspettando per andare a fare l'ultima grigliata, l'ultima nel senso stagionale, quindi siete all'uscita, non lo so, della Cassia Bis, all'uscita di Bomarzo Calcata e volete andare a mangiare, siete in ritardo, sono già le 11, vi aspettano a mezzogiorno, abitate dall'altra parte della città, oppure siete a Torino all'uscita di Venaria Reale, dovete andare a arrivare a mezzogiorno col bicchiere barolesco in mano per visitare la Galleria di Diana, dovete farvi la barba di fretta. Allora la barba ce la faremo pescando e andando oltre il sovranismo, andando quindi a cercare in Crimea delle provocazioni di politica internazionale. Quindi vedete in cirillico una scritta gialla in campo rosso, che non sono le lame della Roma, ma sono le lame della Voskhod. Andiamo a pescare in questo sacchetto che ne contiene di diversi tipi. Quindi oggi proviamo a cominciare già anche a scartare lame Voskhod Teflon Coated, già provate, senza ombra di dubbio, un ottimo prodotto, una rasatura putiniana dell'orso bianco di Mosca. Andiamo a aprire, noi le conosciamo come lame che hanno come principale, scusate, ecco, chance commerciale una pregevole envelope colorata, eccola qui, vedete, che viene ovviamente scartata. Io vi faccio un unboxing della velina che all'interno ricopre e protegge nell'imballo la nostra Voskhod Teflon, che non si usa solo per le pentole antiaderenti ma anche per le lame, per le vostre barbacce. Eccola qua,
Bosco in carattere cirillico e se girate per i fili occidentali in carattere occidentale. Fantastico. Armiamo ordunque il nostro imbiancato Wilkinson Classic Total Black, accomodiamo su queste due sedi che spero vediate molto semplici la lama, quindi vedete che in due pezzi e non in tre, cioè non ha manico, coprilama, coperchio, ma soltanto il fusto e il coprilama, tenendo per queste due zigrinature che vedrete per sicurezza il rasoio, avvitate l'albero e la vite con sicurezza andrà a chiudere per un'esposizione che vi faccio vedere sul pulito prima che venga ricoperto dalla schiuma. Avete anche un'iscrizione Wilkinson Classic che non so la luce se vi permetterà di vederlo, quindi un pezzo pregevole, leggero, rapido, facile. Dai avanti che hanno già preparato la carbonella, se arrivate per ultimi vi fregano anche i crostini, questo non va bene. La schiuma, tanto per rimanere invece in una identitaria rasatura italiana, abbiamo un abbinamento pro raso per barbe dure, olio di sandalo e burro di karité. Vedete l'accoppiamento è questo, per dare un tricolore, tornare, eccole qua, gli scarichi delle frecce tricolori, ricordate, una descrizione dietro li fanno vedere mento, bianco, rosso e verde, perché si sta preparando la sostituzione di Mattarella al Quirinale. Sarà Mattarella bis? Non credo proprio. Il Caimano si è fatto rivedere e poi andremo a vedere questo accessorio di cui vi ho parlato. La crema è già montata, eccola qui, Fabergé. Un ottimo, se lo vedrete, Semog 820 Black Edition in maiale, anche perché, visto che saranno tempi di restituzione, tempi duri, in cui l'Italia ulteriormente, se possibile, accrescerà il proprio debito grazie ai 209 miliardi che arriveranno non certo gratis, ma in gran parte da restituire, andiamo a utilizzare prodotti senza tasso imperiale, magari tutti i giorni, come se fosse un lusso, ma del maiale un po' più economico, ma altrettanto efficace su una però raso rossa. Bagniamo. Ho tenuto la proraso volutamente, come sempre sbagliando, molto liquida, quindi spero di non creare arabeschi sulla mia maglia, ma la sento molto liquida e più il viso è umido, più dal pennello si trasferisce umidità al viso, dal viso al pennello, quindi la crema, come vedete, è un po' poco coprente. Non mi piace, questo è un errore mio, ma preso dal momento, preso dal ritorno dei partiti che hanno in Italia da tempo, dall'arrivo di Mario Draghi a febbraio del 2021 a Palazzo Chigi, spento i loro lumi sulla loro attività, quindi i partiti hanno firmato a loro De Profundis il loro funerale per una politica bancaria che ricalca la carriera di Mario Draghi e che ha portato il governo a decidere tutto per decreto. Andiamo a spargere la nostra proraso e nel frattempo ragioniamo e vi spiego perché oggi trovate questa lavagna lavabile, su di quelle che viene via benissimo, quel pennarello rosso, serve per dare a me, visto che devo parlare a braccio, visto che non mi ricordo quello che devo dire perché sto invecchiando male, vista la mia veneranda età, mi sono scritto alcuni appunti. Quindi la lavagna funge un quadrettato metallica, una lavagna metallica di un certo livello, una pagina del foglio con onde radicali. Cos'è onde radicali? Allora, onde radicali è un docufilm appena presentato alla Festa del Cinema di Roma, che andrà su Sky per chi ce l'ha. Io non ho Sky, quindi non lo vedrò. Se qualche benevolo ce l'ha e volesse mai trasferirlo su un hard disk esterno, su un registratore, e comunque in qualche maniera farmela avere con WeTransfer o comunque sia, raccontarmi se riuscirà a vederlo, che tipo di film sarà. È la storia di Radio Radicale, di cui abbiamo sopra l'armadietto del bagno la voce sempre accesa nella mattina, dove si concentra sulla storia chiaramente, ma la parte più interessante, che anche Andrea Minuz, che ne scrive ieri sul Foglio, è la segreteria telefonica. Segreteria telefonica perché a un certo punto Radio Radicale, in ambasce finanziarie, perché i soldi ne arrivavano tanti, in realtà era un organo di partito, riceveva anche tanti soldi, ma i soldi non bastavano mai. Nel 1986 entra in crisi e non sapendo più cosa fare viene in mente a questo signore che era direttore di Radio Radicale, Massimo Bordin, voce rauca di colpi di tosse, di stampo e regime, di mettere una batteria di segreterie telefoniche nella sede di Roma, che si trovava, adesso io non ricordo bene come, ma ne parlerà sicuramente dalle parti di Villa Panfili, ecco, dove è iniziata la storia della radio, e su queste segreterie telefoniche i cittadini potranno lasciare un messaggio, una sorta di zanzara di crucianiana attualità ante litteram,
e si scoprirà che la pancia degli italiani, come si usa a chiamarla oggi, che è un termine orripilante, perché non mi piace parlare di pancia degli italiani, perché è sempre rivolta al cibo, alla crapula e anche all'ottenebrazione della mente, ma comunque poteva lasciare sul nastro magnetico, le classiche cassette, quelle che riavvolgevate con la Bic, o quelle mini cassette da segreteria telefonica, quello che pensava dell'Italia, del paese, del governo, della politica. E sono state raccolte centinaia di migliaia di ore di cassette, no? Sono state alcune contenevano le bestemmie e poi hanno dovuto togliere le bestemmie, però Pannella si arrabbiò perché le bestemmie erano una vera parte del profilo dell'italiano che telefonava a questa segreteria, che lasciava il suo parere, ecco. Quindi Pannella voleva già una radio verità. Voi sapete che Radio Radicale si era specializzata con le dirette dalla Camera e dal Senato, nessuno aveva mai pensato, visto che loro anziché un giornale di partito avevano una radio, di sfruttare il potente mezzo delle sedute che, essendo pubbliche, possono essere divulgate. Quindi per anni hanno mandato i loro inviati a registrare, ma si tratta di 10.000 sedute di commissioni parlamentari, 430.000 sedute tra Camera e Senato registrate ancora negli archivi della radio. Quindi voi immaginate il patrimonio storico d'Italia Patria che Radio Radicale ha raccolto e che continua ad archiviare tutti i giorni, oggi con sistemi ovviamente più moderni per le cassette e i nastri, ma insomma ogni partito faceva il suo piccolo congresso, aveva l'inviato di Radio Radicale che ne registrava i lavori, quindi tutti potevano sentire tutto. E quindi questo va dato atto, è sicuramente un film da non perdere, un docufilm, Onde Radicali, lo ricordiamo, mentre abbiamo preparato il primo passaggio e andiamo a usare il nostro Wilkinson Classic. Quello che io dico sempre è che quando si usa la crema in tubo, tornando alla crema, che è un'ottima proraso, insomma, senza ombra di dubbio, da sempre fare attenzione che se di fianco avete, non so, l'emoform, ecco, guarda, per le gengive irritate rischiate di cercare di montare il dentifricio se dormite la mattina se è troppo presto. Per quello che è meglio farsi la barba la domenica, che si svegliate un po' più tardi, prendete il caffè, ascoltate la radio, leggete il giornale, un po' di tablet, un po' di notizie, evitate di montare un dentifricio. Andiamo e partiamo direttamente. Abbiamo come ciotola di lavaggio della testa, come montaggio abbiamo la Fabergé, come ciotola di lavaggio, doppia ciotola, una Carlito, per andare a sciacquare a bocca larga il nostro rasoio, non sciupare acqua per non tenere sempre aperto, e grazie a Greta Thunberg ci ringrazierà sempre questo rubinetto con l'acqua che scende, una ciotola di pediluvio nella testa del vostro rasoio. Bene, sentiamo. Vediamo un po', passiamo un po', qua sono andati all'approfondimento. Bene, non vi aspettate chiaramente il teutonico martello di cui Marco Traverso spesso stende le logiche, è meraviglioso, del rock nel turco, che è un rasoio che costa 400 euro, quindi insomma questo è un rasoio che ne costa 7-8 di euro, quindi non vi aspettate che il martello, il monoblocco, il lingotto tagliente Rocknell che vi dia la stessa profondità di taglio, e in ogni caso senza paura potete anche parlare mentre vi radete, anche perché il mento alla Kermit si muove e non rischiate tagli, perché il Wilkinson Classico è un rasoio per tutti, un rasoio alla portata di chi ha fretta, degli ansiosi, anche dei calmi che vogliono farsi con delle lame magari un pochino più canterine di queste, tutto sommato timide Boscod. E il primo passaggio, ovviamente che non può essere considerato l'unico di una rasatura ben fatta, è terminato. Andiamo a bagnare, non troppo, perché come vi ho detto ho bagnato molto la Proraso rossa, quindi più acqua mettete in viso, più il pennello assumerà acqua e più alla fine vi troverete là, oltre che la maglia riempita di schiuma, una copertura troppo liquida. Bene. Altri fatti che abbiamo appuntato nel nostro piccolo diario domenicale sulla nostra lavagna, perché mancando il termorreddo qualcosa bisognava mettere, o si metteva un quadro, un falso d'autore, non so, un Morandi, un Boldrini, un'altra cosa che potesse piacervi. Noi abbiamo messo una lavagna. Daniele Fiori ha curato, e figura solo il suo nome, un pregevole lavoro su FQ Millennium, vi farò vedere, il magazine mensile del Fatto Quotidiano. Voi sapete, io non sono un sostenitore del Fatto,
in maniera così totale, tuttavia, anche perché è troppo forte la sua vicinanza, qua mi schiero, il Movimento 5 Stelle che io non ho mai amato e continuo a considerarlo oggi più che mai un qualcosa di effimero, che infatti ha preso una stangata delle elezioni amministrative che gli ha fatti praticamente scomparire. Tuttavia la squadra che ha pubblicizzato Peter Gomez, direttore dell'edizione online del Fatto Quotidiano, l'altro sabato, io non ero qui, ero in un altro bagno, in un'altra città, accendo il cellulare, quei piccoli video automatici che saltano fuori in pubblicità, mi è saltata fuori la faccia di Peter Gomez, che ha detto non perdete il numero 50, perché è il numero 50 di questo magazine che viene venduto a 2,90 o 3,90 oltre al giornale, insomma non è poco, ma insomma ha condotto uno studio approfondito su Mario Draghi, sulla sua carriera, sulla sua nascita, 50 sfumature di Draghi, e mentre ho praticamente terminato la stesura della seconda mandata con la nostra ProRaso e col nostro Semog, approfitto per farvi vedere, perché oggi è il giorno dei magazine, no? Quindi un po' di articoli pubblicati ieri, eccolo qua, FQ Millennium. Qua c'è un po' di parte positiva, no? Che il fatto narra della carriera di Draghi, non sempre, perché se voi leggete questo articolo, sono quasi 50 pagine, è tutto giocato sul numero 50, no? Questo trovate anche cose interessanti, cosa si faceva con 50.000 lire nel 61, alcune foto tratte da Umberto Pizzi, The Pizzi Horror Show, voi sapete essere il paparazzo di Roberto D'Agostino del Dago, guardate questi come mangiano, questo è un Verdini, questa è una tettona che porta un piatto di pasta, questa è tutta gente che con le fauci aperte sgrana a Roma, guardate, come se fosse appena finita la guerra, Berlusconi con una croce, ma il massimo è questa specie di soggetto che è un travestone che frequentava anche alcuni ambienti del Vaticano, qua vedete alcune femen, qua vedete l'Italia come era ridotta ai tempi del fatto e non è semplicemente migliorata, può essere solo peggiorata. Tuttavia, se andate a leggere questo articolo vi parla della carriera di un Draghi che non è nato da niente, uno dei pochi che non si dica è nato da niente, è diventato qualcuno, no, non è vero. Draghi è partito dal molto, ha fatto scuola dei Gesuiti, è cresciuto nel gruppo dei Ciampi Boys, nell'ambiente della Banca d'Italia, è stato governatore, voi sapete, direttore generale della Banca d'Italia, direttore generale del Tesoro, è volato a Londra, è andato in Goldman Sachs, ci è rimasto 4 anni coprendosi di prebende paurose, ha guadagnato un sacco di milioni che poi ha messo al sicuro in un suo blind trust. Quando l'hanno richiamato alla guida appunto della Banca d'Italia in Italia, quindi la Banca Centrale Europea, quindi tutto quello che si è detto male, mentre il nostro male e anche bene delle sue capacità, che oggi ne fanno un uomo stimato a livello internazionale, la frequentazione dello yacht Britannia prima dell'attacco alla lira nel 1993, programmato per permettere agli investitori stranieri di comprarsi tutti i migliori asset bancari e industriali d'Italia, cifra debole, costi bassi, shopping e via discorrendo. Le privatizzazioni, intanto abbiamo finito il secondo passaggio, non ne abbiamo neanche quasi parlato, non riuscivo a fermarmi più, trovate ancora per tutto il mese il magazine in edicola e il secondo passaggio è terminato. Sì, perché cari amici, le privatizzazioni, questi passaggi multipli si possono fare grazie a un rasoio così, perché vedete, con molta calma vi permette di chiacchierare, fare ancora qualche passaggio regalato e andiamo a sciacquare. Passaggi multipli non sono mai tanto consigliati. E andiamo al terzo passaggio. Bene, terzo passaggio abbiamo ancora molto. Io non vi ho fatto vedere la quantità immessa nella ciotola per montare il prodotto, ma era veramente una cacatiella. Mentre il viso, comunque in 2 passaggi, pelo e contrappelo, è stato rasato in maniera assolutamente degna da questo rasoio Wilkinson Classic, che reperirete anche in piccoli centri della distribuzione. Qua abbiamo il Mauris in Italia centrale, poi avete il risparmio casa, tutti questi prodotti, negozi che vendono prodotti per la casa, che vendono anche qualche prodotto per rasatura, e il Wilkinson Classic spesso lo trovate anche nei negozi di cinesi che vendono materiale di tutti i generi, quindi se vi serve un rasoio non comprate dei Gillette di plastica che sono costosi e non servono a niente, piuttosto comprate un Wilkinson Classic, un pacchetto di lame, a volte incluse, perché danno anche un pacchetto di 5 lame in bundle, e quindi siete pronti, siete già praticamente in auto
pronti nella direttrice del tangenziali che troverete intasate, perché con queste giornate andranno tutti in giro, e la gente non si rassegna, giustamente, al generale inverno che non è ancora arrivato perché il clima è completamente fuori fase. Qua abbiamo 20 gradi, che è una cosa meravigliosa, ma una cosa assolutamente contro natura. Quindi, procedendo, abbiamo appuntato sulla nostra lavagnetta anche Salvini la rompicoglioni. L'altro ieri è uscito sul Fatto, io non ce l'ho più qui, non ricordo qual è il giornalista che si è nascosto, si è infiltrato nel teatro dove Salvini ha unito i suoi dopo la sconfitta elettorale, e Salvini davanti a tutti, con un atto di imprudenza incredibile, ha definito la Meloni una rompicoglioni che dovrebbe rompere i coglioni sì ogni tanto con una piccola quota solo per disturbare il PD e 5 Stelle, ma non per rompere le palle a tutta la destra, perché lui sta al governo, la Meloni sta all'opposizione. Hanno registrato questo file, il Foglio si è fatto una pubblicità enorme, il centrodestra è completamente andato al ramengo, infatti andiamo al punto 3 saltando il 2, Berlusconi torna a Roma, Quirinale non se ne parla, anche se è sempre stato il suo sogno. Nel frattempo abbiamo già preparato per il terzo passaggio, quindi abbiamo ancora una passata. Perché adesso nel centrodestra moderato Berlusconi ha dovuto tornare a mettere a posto le cose. Hanno preso le distanze dai due giovanotti sovranisti e abbiamo Brunetta, il nuovo ministro della funzione pubblica, che condiviso anche nel pensiero della siciliana Prestigiacomo, definisce l'idea di recupero di un progetto democratico che comprenda socialisti, popolari e liberali. Poi liberali chi? Chi sono? Io sono liberale, non ne conosco uno che possa parlare autorevolmente in questo rassemblement. Quindi vuol dire un'Italia dove i partiti, nonostante siano stati azzoppati dal Draghi System, si difendono, si celebrano sui giornali parlando di sé, come dire non siamo finiti, vogliamo pensare ingenuamente di continuare a dettare l'agenda, ma l'agenda l'ha detta il governo, non l'ha detta l'opposizione, tantomeno partiti come questi che hanno perso le elezioni. Quindi andando sulle cattiverie, qua abbiamo, vedete, Fatto Quotidiano oggi io non l'ho comprato ma ho sentito, andiamo a fare l'obliquo intanto, che ha titolato in una sorta di processo alle intenzioni un progetto malato in cui Gaetano Miccichè, che è diventato credo presidente del gruppo IMIN, consiglio di gestione bancaria, Gaetano Miccichè, ve lo ricordate, di Forza Italia, sta facendo un accordo lingua in bocca con Matteo Renzi che sta avvicinando chiaramente Forza Italia, col benestare di Berlusconi che lo vuole vicino a sé, quindi Berlusconi, patto della crostata Renzi. La parte democratico moderata si unisce contro il sovranismo, contro la destra sconfitta, se no Berlusconi l'avrebbe tenuta con sé, per fare un accordo con Totò Cuffaro, ve lo ricordate, Totò Cuffaro, condannato per associazione di delinquere di stampo mafioso, detto anche Vasa Vasa, cioè bacia bacia perché baciava tutti, con la regia in previsione delle elezioni al comune di Palermo e alla regione siciliana di niente po' di meno che, ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Domenica che Barba, di Marcello Dell'Utri, voi sapete, uomo di Berlusconi in Sicilia, che dovrebbe in questa maniera benedire un'operazione. Voi sapete che il Fatto Quotidiano ha Dell'Utri, Verdini, questi personaggi come diciamo, delle testimonianze della rovina del pensiero, della società, della legalità in Italia. Quindi voi capite che oggi già Travaglio, mentre facciamo il terzo obliquo e controlliamo, ha già sigillato un accordo che di nuovo riporta il povero Dell'Utri, appena uscito dopo 7 anni di galera, a dover essere rimesso al centro degli affari in cui la Sicilia forse vorrà di nuovo tornare ad essere protagonista. Bene, io in questo modo considero la mia rasatura conclusa e devo dire sono molto soddisfatto del mio Wilkinson Classic, lo uso poco, sbagliando perché dovrei usarlo di più, diamo subito una sciacquata mentre pensiamo a un aftershave. E dopo aver mondato il viso della crema in eccesso non ho fatto l'effetto che mi ha suggerito Donato di lasciare il prodotto, anche perché non è il suo, ma insomma è sempre buona regola, come quarto passaggio in attesa di pulire gli strumenti, come fase finale di una sorta di maschera di bellezza, vado a tamponare con un asciugamano e dando una
rinfrescata aerea, quindi spostando l'aria con il bordo dell'asciugamano come in una barberia, a questo punto di Partinico, di Dami Sicilia, dove volete, Valle dei Tempi, Taormina, insomma siamo Ragusa Ibla, uscite sulla piazza del Duomo di Ragusa, dice pucca miseria, adesso cosa mi metto qua? Ma cosa mi metti? La Ragusa Ibla, tu devi usare un prodotto a spruzzo devi usare qualcosa che oggi è il Floyd blu, arancio, c'è anche la nuova formula, quella spagnola vera, rifatta, che pare sia molto più buona di questa, io finché non lo finirò non comprerò perché questa è la mia politica, e vado a spargere attraverso una nebulizzazione di questo meraviglioso Floyd, godendomi già quello che sarà la mia passeggiata domenicale prima del pranzo, perché il Floyd rimane sempre un grande classico, classico della barberia. E per concludere, mentre aspettiamo, se volete, perché i barbieri fanno anche questo servizio, di andare ad asciugare l'eccesso, perché non potete uscire con tutto il viso umido, perlomeno alzarvi dalla poltrona con tutto il Floyd che vi colla sulla camicia bianca, dovete andare, vedete che è ancora umido, richiede un po' di tempo, ho fatto una sovrabbondante applicazione, ma poi l'aria ci penserà lei, e andiamo a presentare l'ultimo magazine, che oggi parlando solo di magazine, parliamo di inserti, la guerra degli inserti e del review. Questo è uscito ieri con 0,50 centesimi in più, quindi costerà 2 euro, 3 euro, non mi ricordo più. Comunque 0,50, avete una rivista curata da Annalena Benini, che è anche direttrice un giorno alla settimana del Figlio, che è il Figlio, il Foglio, una rubrica per le famiglie, figli, insomma, lei è molto mamma. E qua abbiamo chiaramente un elogio, una donna afghana nascosta dentro una tenda. Questo è prettamente un magazine di stampo femminile, se vi piace, e ci sono alcuni riguardi nei confronti delle donne che sono giusti sempre a rimarcare, insomma, quindi se volete c'è un interessante, io l'ho letto, di Guia Soncini, e 1 anno e mezzo che sono sveglia. Allora, questa illustrazione di Maccox, che è il disegnatore ufficiale del Foglio, va a presentarvi questa pagina 27, questo articolo. Se volete compratelo, è divertente, è sempre bello avere insieme al giornale a panino dentro un qualcosa da leggere dopo pranzo, per aspettare che arrivi il momento che vi accompagna nel pomeriggio della domenica. Io vi ringrazio come sempre, grazie a tutti, alla prossima, da Andrea e da Domenica che barba, ciao!